Grazie Presidente. Eh, niente, è stato un intervento il tuo che, niente, sarà perché ti ero vicino, ma l'ho vissuto, l'ho sentito dentro di me, no? Ho tanto sentito dentro di me. Allora, cosa dire ancora dopo quello che hai detto? Niente, poco. E quel poco riguarda, secondo me, un aspetto che forse non a tutti ancora è chiaro ed è ancora una volta riferito comunque all'economia. Da lì non si scappa, signori. Da lì non si scappa. E, e se pensiamo a quello che è stato detto e se pensiamo a quello che stiamo facendo su questo versante, che è il versante del Veneto, è stato parlato di sganciare il sistema di finanziamento delle imprese da quello che è il sistema bancario, che è un sistema, ancora una volta, le cui fila sono tirate dalla Banca d'Italia, dalle banche stesse che partecipano all'azionariato della Banca d'Italia, dal governo in definitiva. Ma quello che sta facendo il club, la struttura di respiro internazionale che è approntata e non ancora definitivamente compiuta, guarda oltre, guarda al di fuori dei confini nazionali. Ed è, se da come la vedo io, è davvero la nostra diplomazia, quella sostanziale, signori, perché se per diplomazia, quando la diciamo, abbiamo in mente, l'immagine che subito ci viene in mente è quella dei ministri degli esteri che si incontrano, degli ambasciatori, dei banchetti presso le ambasciate, dei consoli, secondo me quella è ancora una diplomazia, cioè una relazione ancora di facciata o comunque non completamente, non di sostanza. Sotto quei rapporti molto codificati, anche molto eleganti, c'è qualcosa di più solido, c'è qualcosa che non si vede ma che in realtà è davvero il legame che unisce non solo gli stati intesi come governi, ma che unisce le popolazioni che appartengono a nazioni e a stati diversi. E se andiamo a vedere, ancora una volta si tratta di rapporti economici. A me ha fatto impressione in questi ultimi giorni l'abbattimento dell'aereo russo è stato, se non sbaglio, martedì. Okay? 8 ore dopo Erdogan ha cercato di telefonare, di avere un colloquio telefonico direttamente con Putin, gli è stato negato. Gli è stato negato e diciamo che da lì è cominciata un'escalation di guardarsi in cagnesco tra quelle che possiamo dire le diplomazie ufficiali. E c'era da preoccuparsi, o c'è da preoccuparsi? Forse no, forse sì, lo vedremo. Di sicuro è da vedere cosa succede sotto. Perché? Perché tra i due paesi, l'ho scoperto questo giovedì, intercorrono rapporti economici per un'inezia, solamente 44 miliardi di dollari. Si scopre che la Turchia consuma gas russo, ma quanto? Il 60% dell'intero consumo di gas turco è di origine russa, proviene dalla Russia. La Russia stessa ha stipulato un contratto per costruire una centrale nucleare in Turchia per 20 miliardi di dollari.
L'anno scorso, nel 2014, ci sono stati alcuni turisti russi che hanno deciso di passare il loro tempo libero, le loro vacanze in Turchia. Quanti? 4 milioni. Tra Russia e Turchia c'è in ballo una possibile costruzione di un gasdotto, il famoso Turkish Stream. No? Beh, io credo che finché non si intaccano quelle relazioni di tipo economico, beh, tra i due paesi significa che ancora si parlano. E la visione che abbiamo noi e l'azione, il progetto e quindi l'azione conseguente che stiamo portando avanti qual è? Perché questa proiezione nei confronti, avevamo visto una cartina prima, 28 paesi, ma ce ne sono altri, e sembrano, da quella che è la mia impressione, ma credo sia condivisa, sembrano dirci o urlarci: ma cosa state aspettando? Muovetevi, muovetevi. Siete un essere vivo ancora all'interno di un cadavere. Venite via da lì, se no vi trascina sotto quel cadavere. Mi sto riferendo all'Italia. Ecco, queste sono le relazioni che portiamo avanti, relazioni di tipo economico, perché sì, è vero, c'è l'ufficialità degli stati e quindi degli apparati che si parlano tra di loro, ma sotto ci sono milioni di persone, di consumatori, di imprenditori che tra loro intrattengono rapporti. E sono quei fili che davvero uniscono i paesi. E allora a me piace pensare al percorso che stiamo facendo e all'azione che stiamo portando avanti come ad una macchina semplicissima, credo una delle più semplici che esista, e che è la leva. La leva è una macchina che ha studiato molto Archimede, non Pitagorico, quello dei fumetti, ma Archimede di Siracusa, che lo ricordiamo anche per altre invenzioni, tipo magari qualcuno che ha esperienze tecniche lo sa, non so, la vite di Archimede, la coclea, no? O lo ricordiamo per studi di fisica, quali la spinta di Archimede, ma lo ricordiamo anche proprio per aver studiato la leva e per una sua frase. Diceva questo: datemi un punto d'appoggio e un'asta adeguata e vi solleverò il mondo. La leva, cioè, è una macchina potente, e noi guardate che i due pezzi di cui è composta, uno l'abbiamo completato ed è il perno, ed è il fulcro, no? Noi abbiamo il consenso dei veneti, abbiamo il consenso attorno alla volontà di essere indipendenti, e non ripeto il referendum, le certificazioni, le azioni che adesso andremo a compiere, ma quel blocco lì, quel pezzo di macchina è in magazzino, nessuno lo tocca, è fatto. Adesso resta da costruire l'asta e la stiamo costruendo, perché quella leva che strapperà il Veneto dalle fauci dell'Italia, dobbiamo tener presente che ha due estremità. Una è quella che stiamo portando avanti qui nel territorio, ed è la business community e tutto l'universo, perché quando diciamo business community o il club plebiscito, sì, sono parole, ma dietro c'è lavoro, relazioni a decine, tempo. L'altra estremità dell'asta si trova fuori dai confini del Veneto. Capite? E dobbiamo completarla per
renderci indipendenti. E da lì si deve passare, non c'è verso. Non c'è verso. Dobbiamo farcene una ragione, signori. Io capisco che parlare di denaro, parlare di soldi, abituati, forse, parlo per me in prima persona, anche a una mentalità cristiana, cattolica, se parla dello sterco del demonio. Invece no. Quello che mi emancipa, che mi tira fuori, è questo. Noi stiamo soffrendo qua in Veneto proprio perché non abbiamo il lavoro, ma il lavoro, no perché mi piace lavorare 24 ore al giorno, il lavoro che mi produca una soddisfazione economica, indipendenza economica. Questo sì. Se un uomo non lavora, se un uomo non è indipendente economicamente, vuol dire che è schiavo. Questo sì. E la mancetta di Renzi, guardate che non so, è un oltraggio, ma 500 euro da cosa? Capite? Ecco. Perciò io lo rinnovo ancora, l'invito, diamoci da fare, ma tenendo presente che o queo o mai a sta minestra o salta a sta finestra, non che se verso, da lì dobbiamo passare. E quindi diamoci una mano, anche perché la finestra temporale è 12-18 mesi, mi speraria di arrivare prima possibile, non so voi, perché io sono anche stanco di questa situazione che via via sta degradando. Diamoci da fare, il mondo ci aspetta, ma davvero ci aspetta. Demos una mossa. Grazie a tutti, grazie.